Benvenuti tifosi del Napoli. Metti mi piace al video e iscriviti al canale così potrai rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità del Napoli. Guardiamo il video. Missione compiuta, non senza un pizzico di apprensione. Sei soddisfatto? Hai pensato a quello che hai detto ieri? Per quanto riguarda il gioco, le gambe cominciano a farsi pesanti, soprattutto quando all'inizio dell'anno ci si ritrova a lottare per qualcosa di inaspettato. Se qualcuno mi avesse detto all'inizio dell'anno che il Napoli avrebbe avuto difficoltà contro l'Inter, dopo uno scarto di 40 punti, e di 20 contro altre squadre come Juve, Milan e Atalanta, sarebbe finito in ospedale. Stiamo facendo qualcosa di incredibile e inimmaginabile, ma questo dovrebbe farci capire che stiamo davvero superando ogni limite. Ci siamo resi conto che ogni domenica aggiungevamo difficoltà dopo difficoltà. Ieri Neres ha avuto anche un problema al soleo, quindi la situazione cambia completamente. Campionato finito per Juan Jesus, che stava sostituendo egregiamente Buongiorno, infortunato. Oggi ha debuttato Rafa Marin. Se lo meritava e ha giocato molto bene. Sono felice per lui, perché la serietà e il lavoro alla fine pagano. Ci sono così tante cose positive, è naturale che i punti pesino. Vedo che quando giochiamo in casa, l'entusiasmo, lo stadio ci trascina e per alcuni giocatori è più facile. È da un po' che non vinciamo in trasferta, ma oggi è stata comunque una giornata difficile. Ma mi è piaciuto il fatto che la squadra fosse sempre in gioco, questo è sinonimo di crescita e maturità. Ho detto ai ragazzi che per molti di loro è la prima volta che combattono faccia a faccia. So benissimo, perché mi è successo tante volte da giocatore, non tanto da allenatore, che l'uno contro uno è snervante e ti toglie energie che pensi siano fisiche, ma che in realtà sono mentali. Per il resto mi trovo molto bene a Napoli, mi sono integrato molto bene con la mia famiglia. Si vive bene, siamo in pieno centro città, guardo fuori e vedo il mare, il sole, il cibo è ottimo, la gente di Napoli è accogliente e, sinceramente, la città e la gente mi emozionano. Questa è la mia vita privata, ma per il resto non posso fermarmi qui. Io porto con me una responsabilità e spesso siete i primi a farmelo notare. Ah, c'è Conte, deve vincere il campionato, se non arriva primo arriva secondo. Ma per quale motivo? Voglio essere chiaro. Perché devi darmi questa responsabilità? Purtroppo sento questa responsabilità e non voglio deludere le persone. Non voglio mettermi a capo di situazioni che dovrebbero essere un miracolo e non il risultato di una grande, seria pianificazione fatta nel tempo. Quindi è 0-0, sapendo che stiamo facendo cose buone. Nutro molto rispetto e affetto per il presidente e la sua famiglia, perché se sono a Napoli è per loro. Mi hanno chiesto una mano e sono venuto a Napoli per dare una mano, ma ho anche capito che il tifoso napoletano non si accontenta del mare, della pizza e del mandolino, della canzone o che stai bene. Lui vuole vincere. Ha l'ambizione di vincere e se non vince diventa malvagio. Devo calcolare tutto e non sono stupido. Ripeto, mi metto molta pressione addosso, ma ho anche bisogno di avere delle armi, altrimenti sarà un bagno di sangue. Non vorrei davvero essere massacrato l'anno prossimo. Quindi dovremo parlare con il presidente. Parleremo tra di noi come brave persone, come abbiamo sempre fatto. Siamo felici che la Champions League sia tornata a Napoli e che i ricavi siano tornati. Abbiamo venduto un giocatore importante come Kvaratskhelia, è stata fatta una cosa davvero straordinaria. Ho ricambiato con gli interessi l'aiuto che mi aveva chiesto, proprio come il tifoso napoletano. Sono stato accolto bene, ho detto, non ti ho ancora dato niente e tu mi hai dato, ora credo di aver dato qualcosa in cambio. Adesso dobbiamo concludere il campionato con calma e provare a vincere questo campionato. Perché sarebbe qualcosa di straordinario, perché questi bambini se lo meritano. Loro ci uccidiamo e noi ci uccidiamo per il Napoli e vogliamo lottare fino alla fine per cercare di dare questa soddisfazione. Ci riusciremo, non ci riusciremo, non lo so, ma decideremo con molta calma cosa bisogna fare. Ripeto, ho un ottimo rapporto con il presidente, è una brava persona. Nutro molto rispetto per tutti, ma gli altri devono avere lo stesso rispetto per me, cosa che non capita spesso. Perché ieri ho visto allarmismi e avvoltoi mediatici e la cosa non mi è piaciuta per niente. Un mio amico mi ha detto che ogni tanto bisogna dire «fanculo questa merda». Non me ne frega niente, ma non mi è piaciuto il terrorismo psicologico che ho visto ieri. Trasmissione dopo trasmissione, affrontando anche argomenti che non c'entravano niente.
Questo mi rattrista molto, mi dispiace, ma devo proteggermi. Quindi cercherò in tutti i modi di proteggermi. Se possiamo proteggerci a vicenda, ci proteggeremo a vicenda. Se non fosse stato un bellissimo viaggio insieme. Tutto questo lo faccio per il Napoli e per i tifosi napoletani e anche per me stesso. Non posso espormi ad abusi. Scontro eccezionale con l'Inter. Cosa manca al Napoli per arrivare fino in fondo? Dobbiamo continuare a credere.